ti prende proprio quando non vuoi, ti ritrovi con un cuore di paglia, è un incendio che non spegni mai, nostalgia, nostalgia canaglia, di una strada, di un amico, di un bar, di un paese che sogna e che sbaglia, ma se chiedi poi tutto ti dà. Ma quale nostalgia, che è roba da vecchi rincitrulliti, morti, defunti, intellettualmente spenti. Qua siamo tutti proiettati verso l'oggi e ancor più verso il domani e il futuro, tutti giovani, pimpanti, vigorosi e pieni di energia. Radio Libertà, altro che nostalgia canaglia. Comunque, ben ritrovati, tra poco con noi ci sarà anche Carlo Cambi, una puntata degli Scorretti che riprende dopo la pausa estiva alle 11:10, visto che Carlo Cambi in questo momento, se lo volete vedere e passare da questa bellissima radio a un altro canale televisivo, sta in TV, non so dove, sulla Rai 1, 2, 3, quindi non lo so, glielo chiederemo dopo. Intanto, tra le notizie di prima pagina o home page, che dir si voglia, dell'agenzia ANSA, ex agenzia gloriosa, agenzia Stefani, del defunto regime, prima della Repubblica. Comunque, l'agenzia Stefani barra ANSA ci propone una notiziola di economia che riguarda le pensioni. Pensione integrativa o anticipata, il nuovo tesoretto per far fronte alla pensione anticipata o per l'integrazione della pensione è il TFR. Un po' la scoperta dell'acqua calda. C'è il TFR, è roba mia, del lavoratore, lo usiamo per la pensione integrativa o anticipata. TFR, nuova fonte da cui attingere risorse per sanare ogni male. Tanto paga sempre chi? Lui. Il pantalone. Come ogni agosto che si rispetti, i partiti sono già saliti sulla giostra della manovra, scrive l'agenzia Stefani ANSA. Ogni estate, passato qualche giorno dalla chiusura del Parlamento, idee proposte per la legge di bilancio. Quest'anno un elemento in più. La messa a punto della finanziaria 26 viaggia in parallelo con la campagna elettorale per le regionali, con la maggioranza pronta a sfruttare ogni opportunità per garantirsi consenso politico. Nel frullatore entra tutto, anche le banche, la polemica l'avete già vista, la Lega punta sulla rottamazione, assicura il congelamento dell'aumento dell'età pensionabile e propone idee su come anticipare il ritiro dal lavoro a 64 anni, cioè la possibilità di andare in pensione non a 66-7 ma a 64 anni. I metodi utilizzati finora sono stati tutt'altro che risolutivi. Secondo i dati INPS, nel 24 le uscite flessibili dal lavoro si sono dimezzate a 36.009 rispetto al 23. Il calo è legato al crollo di quota 103. Per il sottosegretario al lavoro, il leghista Claudio Durigon, la soluzione potrebbe essere il tesoretto del TFR, che trasferito all'INPS potrebbe fungere da rendita, tale da assicurare un assegno dignitoso, ma anche da long term care, scrive niente po' di meno l'agenzia ANSA Stefani, considerando l'aumento ormai continuo dell'età media della popolazione e la necessità di cure degli anziani. Cioè, in poche parole, long term care sarebbe per dire l'assistenza sanitaria agli anziani, ma li mortacci vostri. Le proposte non vengono escluse da Fratelli d'Italia, che rilancia sul TFR, eccetera, eccetera. Staremo a vedere poi come si concretizzerà questa idea. E ancora dalle notizie di home page dell'agenzia ANSA: incendi in Kenya, distrutte ville di proprietà di italiani a Malindi, nessuna vittima, ancora sconosciute le cause dei roghi, danni per milioni di euro. E poi un'altra notizia importante in prima pagina sull'agenzia ANSA Stefani: Taylor Swift e Travis Kelce, giocatore di football americano, sono ufficialmente fidanzati. Lo annuncia lei su Instagram, lui in ginocchio con l'anello, scrive l'agenzia ANSA Stefani. Un'altra agenzia di servizi, per quanto informativi, quella di Roberto D'Agostino, si occupa di perversioni fatali in questo momento in apertura. Cosa vuol dire? Leonardo Di Loreto potrebbe essere morto per un gioco erotico finito male. Il 27enne è stato trovato senza vita davanti al personal computer a Roseto degli Abruzzi. Indossava una maschera da cagnolino, a cui era collegata una bomboletta di gas refrigerante. Si tratta di un travestimento tipico dei puppy player, persone che si comportano come cani e si eccitano se privati dell'ossigeno. I commenti degli amici: mi mancherà vederti scodinzolare e sentirti abbaiare. Leonardo Di Loreto era il segretario dell'associazione Rumore, che si batte per i diritti della comunità LGBTQ+.
Qua non c'è bisogno di alcun commento perché so che li avete già fatti voi. E il Gambiano starà fatto di crack che stupra un'italiana di 60 anni. Cosa c'è di meglio? Scrive il noto sito di servizi di informazione, Dagospia, per la bestia salviniana. Perché Salvini non può commentare un fatto così orribile. Il ministro dei trasporti cavalca l'onda dello stupro a tor di tre teste. Finalmente a Musk si è alzato il razzo, che battuta fenomenale, si è concluso con successo il 10° test di Starship. L'ADN Kronos che cosa ci racconta di West Nile? Prima vittima in Veneto, morta una donna di 81 anni nella provincia di Rovigo, l'anziana peraltro soffriva di patologie pregresse. Poi Meloni oggi al meeting, Gaza, Netanyahu non parla di tregua, va avanti l'offensiva e Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un B&B a Omegna. Diamo uno sguardo per sopramercato anche all'agenzia AGI, l'ultimo dei tre della triade di agenzie stampa più importanti, insomma, chiamiamole così. Violenta esplosione al parco del Biolago a Monclassico in Trentino. Questa è addirittura la notizia di apertura, niente po' di meno, per cui immaginatevi il resto. E il resto è musica, perché cominciamo con la musica il 27 di agosto, cioè oggi, del lontano 1934, il musical Life Begins at 8:40 di Harold Harlan, Ira Gershwin e Yip Harburg debutta a New York, andrà in scena per 237 volte. Ne ascoltiamo un brano che dovrebbe essere già pronto, grazie a Francesco e Simone in regia, You're a Builder Upper. Want to, you are able to make me feel that I'm Clark Gable. Then next minute you make me feel I'm something from the zoo. First you warm up, then you're distant. Never knew a girl so inconsistent. I'm a big shot at 1:30, a so-and-so by 2. Heaven forgive you for your sins, keeping me on needles and pins. You're a builder-upper, a breaker-downer, a holder-outer, and I'm a giver-inner. Sad but true, I'm a sapperoo too, taking it from a taker-over like you. Don't know where I'm at, I'm just a lisser, then I'm a data, a taker on the chinner. My, what a weakie am I to love you as I do. Just when I'm ready to sob, you hand me a throb and everything is hunky-dory. And that's my story. Open your arms and I'm a stooge for your charms. You're a builder-upper, a break-downer, a holder-outer, and I'm a giver-inner. Sad but true, I love it, I do, being broken by a builder-upper like you. You're a builder-upper, a breaker-downer, a holder-outer, and I'm a giver-inner. Sad but true, I'm a sapperoo too, taking it from a taker-over like you. Don't know where I'm at, I'm just a this, then I'm a that, a taker on the chinner. My, what a weakie am I to love you as I do. Just when I'm ready to sob, you hand me a throb and everything is hunky-dory. And that's my story. Open your arms and I'm a stooge for your charms. You're a builder-upper, a breaker-downer, a holder-outer, and I'm a giver-inner. Sad but true, I love it, I do, being broken by a builder-upper, A chaser-outer, a goer-wither, a pusher-frommer, a clinger-toer, a shaker-offer, a smiler-outer, a squeezer-outer like you. Life Begins at 8:40, bellissimo questo pezzo, You're a Builder-Upper, da questo musical meraviglioso, fantastico, me la canto da solo. Intanto andiamo all'intervista di Matteo Salvini o a Matteo Salvini su ilsussidiario.net, quella ripresa anche dall'ANSA stamattina. Oggi Matteo Salvini sarà al meeting di Rimini alle 15
e poi parlerà di ponte sullo stretto e altre cose alle 17.30 in una tavola rotonda sulle infrastrutture. Draghi Europa, Green Deal, dazi, manovra e regionali, le anticipazioni varie. Luoghi da costruire, vie per raggiungerli è il tema che vedrà impegnato oggi al meeting di Rimini Matteo Salvini dopo il suo intervento delle 15 alle 17.30. Il titolo della Kermesse di quest'anno sembra fatto apposta, scrive il sussidiario.net, per offrire il destro al vice premier, ministro di infrastrutture e segretario Lega, reduce da una polemica tutta francese contro una battuta all'indirizzo del volonteroso Macron e del suo proposito più volte dichiarato di mettere gli anfibi dei soldati europei e italiani in Ucraina. Tac e saltram, come disse Bossi a De Mita, così il leader del Carroccio si parva licet a Macron. Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi. È una frase di Eliot, poeta, non si riferiva al ponte sullo stretto, ma al modo di ricostruire una civiltà in crisi. Ma i numeri del Sud su lavoro, imprese, giovani parlano chiaro e sono preoccupanti. Prima domanda che il sussidiario.net pone a Matteo Salvini. In Italia si è parlato di ponte sullo stretto per decenni, cosa serviva per farlo? Non solo una maggioranza politica, perché anche altri l'hanno avuta. Avere la maggioranza, risponde Salvini a questa particolare domanda, si fa per dire, è una condizione indispensabile, ma non basta. Servono coraggio, determinazione e visione. Abbiamo dimostrato di averli, abbiamo raggiunto un risultato decisivo. Non vedo l'ora di celebrare insieme a siciliani e calabresi la posa della prima pietra a breve. Dal nord ci sono stati mugugni. Qualcuno sostiene che avete abbandonato le istanze della parte produttiva del paese. Niente di più falso, risponde Salvini. Il ponte sullo stretto incrementerà il PIL di tutto il paese, coinvolgerà lavoratori e imprese di tutta Italia. Secondo lo studio indipendente di Open Economics, ne beneficerà per prima la Lombardia come regione più industrializzata. Nella Lega tutti d'accordo? La Lega, risponde Salvini, ha contestato la spesa improduttiva, l'assistenzialismo che non favoriva la crescita del Sud, vedi 34 miliardi spesi male col reddito di cittadinanza. Il ponte è un segnale di speranza e riscossa, soprattutto per migliaia di nostri giovani laureati diplomati costretti troppo spesso ad andare all'estero per costruirsi un futuro. Il Nord assolutamente non può lamentarsi, dice ancora Salvini al sussidiario.net. A proposito di cantieri e investimenti produttivi, in Piemonte abbiamo previsto investimenti per 23,3 miliardi, Lombardia 25,8, Veneto 18,4. E le Olimpiadi Milano-Cortina saranno una grande occasione. Per il Nord il ponte unirà l'Italia, rilancerà i porti del Sud che faranno miglior concorrenza a quelli dell'Europa del Nord. Il Mediterraneo tornerà centrale, una grande piattaforma logistica a vantaggio di tutte le imprese. Quanto ai controlli antimafia, non sono stati bypassati per la rapidità di esecuzione. Tutto il contrario, risponde Salvini. Volevamo e vogliamo rafforzare i controlli antimafia utilizzando gli stessi strumenti già in atto con successo per le Olimpiadi Milano-Cortina. Manteniamo l'attenzione al massimo. Garantire lavoro, speranza e futuro, soprattutto ai giovani, è la miglior risposta alle mafie, che prosperano dove non c'è sviluppo. I prefetti sono al lavoro da tempo, le forze dell'ordine pure, le procure interessate vigilano e vigileranno. L'obiettivo è che ogni euro speso finisca nelle tasche di imprenditori e lavoratori per bene. Ponte sullo stretto significa proiezione dell'Europa nel Mediterraneo, dove l'Italia ha avuto un ruolo prima che venisse azzerato. In Unione Europea lei ha trovato più interesse per il ponte o più ostilità, chiede il sussidiario.net. A dire il vero, risponde Salvini, più interesse. Il ponte è un tassello fondamentale del corridoio di collegamento tra Mediterraneo e Nord Europa, è una logica conseguenza degli investimenti straordinari che stiamo facendo nel Mezzogiorno. Alta velocità, capacità ferroviaria in esecuzione e progettazione fra Salerno e Reggio Calabria, fra Palermo e Messina, per esempio. I porti siciliani, calabresi, campani, pugliesi potranno fare concorrenza a quelli olandesi e tedeschi per le navi in arrivo da Suez. Si inquinerà meno, si perderà meno tempo e in Italia si lavorerà di più. Il nuovo codice degli appalti, quello della strada, portano la firma di Salvini. Il mio bilancio è molto positivo, risponde, o meglio osserva lo stesso Salvini. Il codice degli appalti taglia i tempi della burocrazia, fa risparmiare un anno. Sono oltre 10 milioni le gare già effettuate col nuovo codice, risparmiando mesi di tempo in burocrazia. Il codice della strada, atteso da decenni, nei primi mesi ha fatto registrare un notevole calo di morti e incidenti, lo dicono i dati Polizia Stradale e Carabinieri. Più di 1000 incidenti e feriti in meno sono qualcosa di concreto. Ma stiamo guardando alla riforma dell'esame di guida, per esempio, da concordare con la scuola guida per renderlo più attuale.
Si parla poi nella chiacchierata con il sussidiario.net da parte di Salvini, di Unione Europea, Green Deal. Se von der Leyen non azzera subito il Green Deal, sarà un disastro annunciato. Confido che finalmente il Partito Popolare Europeo sappia smarcarsi dalle follie ideologiche dei socialisti che danneggiano economia e ambiente. Senza rivedere queste scelte sbagliate, purtroppo mi aspetto danni incalcolabili per famiglie e imprese, nessun vantaggio ambientale, grandi favori alla Cina. Capitolo dazi, Stati Uniti, Unione Europea. La Lega punta il dito contro i dazi interni, cioè europei. Quale politica commerciale servirebbe per difendere l'Italia senza chiudersi al mondo? Serve, risponde Salvini, cambiare l'Europa, togliendo burocrazia e limiti, come quelli sui motori benzina e diesel dal 2035. L'America difende se stessa, fa bene. Cina e India uguale, è l'Europa che sbaglia. Lo ha ricordato lo stesso Draghi qui al meeting. Mentre le altre potenze innovano e liberano energie, Bruxelles sforna norme, limiti, regolamenti assurdi, divieti. La risposta non può essere più Europa, semmai un'Europa che in linea con i padri fondatori si occupi di meno cose e lo faccia bene, lasciando agli stati nazionali le scelte che li riguardano più da vicino. La Comunità Economica Europea, la CEE, funzionava benissimo, questa euroburocrazia invece è la morte del nostro continente, anche da un punto di vista dei valori. Visto che la sinistra ha impedito di riconoscere le radici giudaico-cristiane dell'Europa, a proposito di valori, in molte città ormai è in mano alla prepotenza islamica. Invece di convocare un ambasciatore al giorno, Macron dovrebbe preoccuparsi della situazione economica e sociale di molte periferie francesi. C'è poi ancora in questa lunga conversazione di Matteo Salvini con il sussidiario.net, pausa e poi vediamo cosa c'è ancora. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. No, siamo andati troppo di corsa, questo lo ascoltiamo dopo, previa introduzione adeguata. Intanto finiamo l'intervista con Matteo Salvini sul sussidiario.net. La pace in Ucraina. I tentativi di pace si devono alla nuova amministrazione americana e non all'Unione Europea. L'Italia sta giocando il suo ruolo, rivendico la nostra posizione equilibrata e saggia, risponde Salvini, a differenza di altri governi europei e di alcuni vertici di Bruxelles, che insistono a parlare di armi, eserciti, bombe e missili. Si ascolti Papa Leone, dice Salvini al sussidiario.net. Si investa sulla diplomazia, invece di pensare a improbabili guerre contro la Russia, che in passato, da Napoleone a Hitler, ha portato nulla di buono. E ancora quello che abbiamo già visto ripreso dall'ANSA, flat tax, pace fiscale, rottamazione delle cartelle. Nella legge finanziaria del prossimo autunno questo si aspettano milioni di italiani. Perciò come Lega abbiamo lavorato anche in questi giorni di agosto. La priorità per la seconda parte di questa legislatura, che finisce nel 27, lavoro. Ogni cantiere aperto, dice Salvini, vede l'Italia più sicura e veloce, oltre a pagare stipendi a imprese e operai. Poi chiudere, ovviamente, alcune grandi riforme attese da tempo, autonomia, premierato, giustizia. Infine, il Veneto, il centrosinistra ha già il candidato. A che punto è il confronto nel centrodestra? Quando arriverà il nome? Ci sarà la lista Zaia? Spero di sì, risponde Salvini. Ne parleremo con gli alleati. Confido che avremo un accordo chiaro al più presto. Il Veneto è un esempio di governo eccellente. Sarebbe un errore cambiare lo schema di un centrodestra a guida leghista. Così Matteo Salvini in primo piano sul sussidiario.net. Adesso volevo farvi il quesito, ma me l'han bruciato, per cui è ovvio che sapete già di che cosa si tratta, il prossimo brano musicale. Siamo però nel 1964, 27 di agosto. Il film musicale di Walt Disney, Mary Poppins, con Julie Andrews, che avete ascolticchiato prima, debutta a Los Angeles, vincerà 5 premi Oscar. Il pezzo ve lo ricordate sicuramente, è quello lì che abbiamo principiato erroneamente ad ascoltare prima. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say creating nose. The biggest word you've ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little underlie, I'm the little underlie, I'm the little underlie, I'm the little underlie. He travelled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little underlie, I'm the little underlie. You can say it backwards, which is docious aliexpiastic fragicalibus, but that's going a bit too far, don't you think? Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example, Yes? one night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She's Supercalifragilisticexpialidocious. 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 E intanto abbiamo parlato l'altro giorno con Andrea Lombardi di questa questione, gli Stati Uniti, e la mette in home page stamattina Prima Comunicazione, primaonline.it, gli Stati Uniti si schierano apertamente contro il Digital Services Act europeo. L'antitrust avverte le big tech, la nota ostilità di Trump per le norme europee sui servizi online, che ha più volte definito discriminatorie nei confronti delle imprese americane, si trasforma in una battaglia dell'antitrust degli Stati Uniti contro l'interventismo normativo europeo. Per tradurlo ancora più semplicemente in cose concrete, censura, come abbiamo argomentato con Andrea Lombardi l'altro giorno, ma leggetevi il rapporto della Commissione americana che si è pronunciata su questo Digital Services Act, cioè l'insieme delle norme europee sulla comunicazione digitale, e capirete perché si parla di censura, perché è censura sostanzialmente. Mentre furberia, un'altra questione che mette in primo piano Prima Online, Prima Comunicazione, l'intervista del Corriere della Sera a Sinner di qualche giorno fa, 2 paginoni, è tutto uno spot per i suoi sponsor ed è l'immagine del giornalismo. Insomma, non c'è bisogno di commentare troppo. Si sono incazzati, però Ordine dei giornalisti, si fa per dire, e Comitato di redazione del Corriere della Sera. L'intervista a Yannick Sinner di domenica scorsa, Corriere della Sera, pagine 22-23, ampio richiamo in prima pagina, pubblicità occulta. Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti, richiama i colleghi a vigilare, bla 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 bla. Insomma, col pretesto di fare l'intervista a Sinner, un marchettone per i suoi sponsor. Fotografia bellissima del giornalismo italico. Allora, sono le 11:10, vediamo se Carlo Cambi è raggiungibile, così lo raggiungiamo e facciamo la nostra puntata degli scorretti. Intanto però ne approfittiamo per tenere sott'occhio il calendario musicale. Oggi, come tutti sapete, se siete d'accordo, è il 27 agosto. Immagino che possiamo essere d'accordo sul fatto che oggi è il 27 di agosto. Il 27 di agosto del 1970 Jimi Hendrix realizza la sua ultima incisione in studio agli Electric Lady Studios di New York. Il pezzo si intitola Slow Blues e noi ce lo sorbiamo in questo momento. Chi album? L'album è Slow Blues, il pezzo uguale perché è l'ultima incisione di Hendrix in studio. Ascoltiamolo, dunque.
Thank you.